Qui in Veneto abbiamo avuto un esempio altamente positivo di come l'attivazione in via preventiva della rete di protezione civile abbia potuto mitigare le conseguenze del disastro sulle persone. È una lezione che va fatta propria da tutte le istituzioni quando sono chiamate a compiere scelte che riguardano il futuro. Qui siamo nel CFD, il Centro Funzionale Decentrato, il luogo dove si incontrano ARPAV, Protezione Civile e Difesa del Suolo per valutare gli effetti che possono avere le piogge sul territorio. Si ricevono i dati delle previsioni meteo da ARPAV, si elaborano con modelli matematici e si determinano quelli che saranno gli effetti che le piogge potranno avere sul territorio. In relazione agli effetti che saranno valutati si emetterà un bollettino di criticità idrogeologica. Verde, nessuna criticità. Giallo, stato di attenzione. Arancione, stato di preallarme. Rosso, stato di allarme. In funzione di questo vengono attivate le procedure di protezione civile e di difesa del suolo. Il compito della protezione civile è la tutela della popolazione e dell'ambiente da disastri naturali, catastrofi o eventi calamitosi come alluvioni, frane, trombe d'aria, valanghe, incendi e terremoti. La Regione del Veneto ha organizzato un sistema di protezione civile, coinvolgendo le amministrazioni dello Stato come i Vigili del Fuoco e l'Esercito, gli enti territoriali della provincia e dei comuni e i volontari. Si inizia con la sensibilizzazione dei bambini fin dalle scuole primarie e in tempi di pace si organizzano delle simulazioni con lo scopo di farsi trovare pronti in caso di emergenza. In Veneto possiamo contare su ben 493 organizzazioni di volontariato di protezione civile che lavorano in sinergia con i Vigili del Fuoco e le altre strutture di soccorritori professionali e che consentono di avere una presenza assolutamente capillare in tutto il territorio. Questo è fondamentale anche quando le strade hanno difficoltà di percorribilità. E questo è uno dei punti di forza. Le persone e il mondo del volontariato in Veneto, ricordiamo che un cittadino su 5 fa volontariato, è un punto di forza notevolissimo che ha garantito anche nei grossi eventi emergenziali in Veneto una risposta tempestiva ai cittadini.